Non diffidare o lasciare in balia delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia. Ancora un appello accorato del Papa, parla ai maestri del lavoro ricevuti in aula Paolo VI. Il suo pensiero e le sue parole, ancora una volta, sono per i tanti nostri fratelli, dice Bergoglio, che soffrono perché schiacciati da violenze, guerre o per il degrado dell'ambiente naturale. La questione morale è al primo posto. Rinnovare il lavoro in senso etico significa infatti rinnovare tutta la società, bandendo la frode e la menzogna che avvelenano il mercato. Parla di diritto alla speranza e pensa ai tanti giovani senza lavoro. Per molti di loro, aggiunge, oggi questa speranza è cancellata. Non vi è infatti alcuna sicurezza economica né alcuna forma di assistenzialismo che possa assicurare pienezza di vita e realizzazione personale. Una società che non si basi sul lavoro, che non lo promuova concretamente, che poco si interessi a chi ne è escluso, conclude Francesco, si condanna all'atrofia e al moltiplicarsi delle disuguaglianze.